Benvenuti a Sappada in Friuli Venezia Giulia. Potrebbe essere il claim del nuovo sito del comune di Sappada, ex territorio della provincia bellunese, che, arrivato a conclusione di un iter ad ostacoli, passa dunque al Friuli Venezia Giulia. Sappada è in Friuli dopo il sì definitivo della Camera dei Deputati, che ha approvato nel primo pomeriggio di mercoledì 22 novembre la legge che toglie alla Regione Veneto il comune e lo assegna alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Hanno votato a favore 257 deputati, 20 contrari e 74 astenuti. Ad astenersi sono stati i deputati di Forza Italia, Direzione Italia e MDP. Il voto di oggi è un atto di giustizia reso alla comunità di Sappada. Confido che da qui in avanti il clima sarà molto più sereno e saranno archiviate polemiche e contrapposizioni, afferma la presidente della Regione Friuli, Deborah Serracchiani, commentando a caldo il voto. Per Serracchiani vanno ringraziati i parlamentari del Friuli Venezia Giulia, che sono stati vigili e operativi su questo tema, ma anche tutti quanti hanno capito e saputo interpretare la questione in modo non divisivo. Sappada non entra nella nostra regione come una bandierina sulla carta geografica, dice, ma accolta come il ritorno di gente rimasta a lungo staccata dal suo ceppo. Aver conseguito questo risultato è una delle gratificazioni profonde di questa mia legislatura. Non usa un gioco di parole invece il collega veneto Luca Zaia, che dice testuale: la scelta è quella di usare come cura l'amputazione invece di riconoscere che quella veneta è una questione cruciale. A Roma prosegue e si continua a banalizzare. Oggi se ne va Sappada, domani sarà Cortina d'Ampezzo e poi chissà. Di questo passo daremo uno sbocco al mare al Trentino, ha ironizzato. Se siamo contenti di diventare più ricchi, calma, vediamo, il Friuli Venezia Giulia è una cosa, l'autonomia del Trentino Alto Adige è un'altra. Risponde infine il sindaco di Sappada, Manuel Pillerhofer. Prendiamo atto del voto della Camera, dice, perché era quello che volevamo, un sì o un no dopo un iter di quasi 10 anni. Per cambiare regione, prosegue, dovremo aspettare altri passi, la firma del Capo dello Stato, la pubblicazione in Gazzetta e i decreti attuativi. C'è da capire ad esempio se anche nel nostro caso si percorrerà la strada fatta con altri comuni delle Marche, che qualche anno fa cambiarono regione e nella fase degli adempimenti furono commissariati 6 mesi. Nelle strade del paese il comitato referendario ha dato il via ai caroselli in auto, riferisce, ma io devo dire che ho sempre avuto un buon rapporto con il Veneto e con il presidente Zaia.